Finalmente a casa mia, finalmente a terra mia, ma poi è cambiato tutto. Signor Antonio! Uè, Filomena! Voi qua! E che dicevo? E dicevo, a casa mia finalmente, Filomena. Madonna! Ma senti che me lo facete un autografo? E come no? Aspettate che vado a pigliare la penna. Piglia la penna. Ma un legge, ma che fine ha fatto? Quando mi ricapita. E allora, a Filomena, con affetto, Antonio Esposito. Grazie, ma... Filomena. Quando ripartite? E ancora non ci voglio pensare. Voglio vedere gli amici miei più cari. Solamente gli amici oppure... Oppure, magari che sono passati 6 anni. Per l'esattezza sono passati 6 anni, 5 giorni e 7 ore. Complimenti, Filomena, tenete una memoria ferra voi, Per una donna sola come a me è facile contare giorni. Ma comunque, chissà cosa riserva il vostro ritorno. Forse qualche sorpresa. Magari. Questo è poco ma sicuro. Arrivederci! Ciao Filomena. Ma io dico, Peppi! Peppi! Marcello! Sono tornato! Un momento, ma chi mi Peppi! gli tengono sa che cosa fa con questi capelli che mi sembrano una zingara. Marcello! Oh Gesù, trucco, mamma mia. Marcello? Fatemi fatta a breccia parata che contente. Marcello! Oh my God, non mi sono contento. Peppi! Ancora! E mi si è fatto bello, mamma mia, trucco. Mamma mia. Come state ragazzi? Vi vedo molto. E che ti dobbiamo raccontare? Qua sempre la stessa vita, la storione, combattere sempre che stessa pace, stessa solo che vita potrebbe essere. Io tu sei un stesso. Ma piuttosto raccontaci un po' che te, anche se sappiamo tutto quanto. Già so tutti. Sto successo che hai avuto è stato meritatissimo, è vero? Meritevolmente. Vabbè, quello che dice lui non ha importanza. A proposito, non è che me lo faresti un autografo su una fotografia o metto in coppa uno da parte, a faccia dei curiosi, ma capiamo, Sì. Pepe, tengo un pennone, con permesso? A me non ce l'ho, Tu mancato da 6 anni. Sembra qua. io ho piede celeste qua. Allora, Ma com'è? Peppi, ma è cambiato tutto. Ma un legge. Un collegio. Anna. Un collegio quando si ammalò. Anna, dove sta? Mischina. Un collegio, sono Caterina, si ammalò, mischina, e poi morse. E un collegio non possono mantenere più. E un piano di terra. Sono cantato un imprenditore grosso. E vedi che fece. Ah sì? E chi se chiamava l'ha accattato? collegio. Chi se l'ha accattato? No, ma sento una cosa, non è meglio che ne pigliamo caffè. Che dici? Sì. Eh? Quanti ricordi? Ora su Caterino. Ti ricordi? Quando ci hanno messo la vocetta delle ringescate? Io la penna l'ho trovata, non ti preoccupare, la penna l'ho trovata, che fa nel frattempo mentre aspettiamo, me lo venite a prendere un caffè come solo noi a Napoli sappiamo fare, Ma A te tu faccio lungo. perché quanti ricordi? Io sono pericoloso. Cazzo stava una finestra A finestra, via. e annanzi a questa porta. Prego, desidera? Oh, mi scusi. E No. chi Antonio, scusami. Ci vediamo dopo. No, ero preso dei ricordi, sapete, qui ci stava un collegio prima e io sono cresciuto in questo collegio e l'avete comprato voi. Sì, infatti. Complimenti, avete fatto un ottimo lavoro, con Grazie. gusto. Ma mi presento, Antonio Esposito. Mario Rovelli, piacere. Allora sicuramente conoscerete anche mia moglie. Anche lei è cresciuta in questo collegio. Ah sì? Sì. Ma non sta, siete sta forti, pagando. andiamo? Anna, Antonio. Avete visto? ciao Anna. Ciao. Anna? Anna, e beh, Sì, scusa, è che l'avevo quasi riconosciuta, è cambiata tanto. chiudo la porta. Sì, Anche tu, non ti ero riconosciuta. Stai benissimo. grazie. Meglio Andiamo? scendere, sì. Arrivederci, Antonio. Ciao.
salire, mi è rimasto soltanto ciao. Ciao, sta parola male mi fa. Ciao, sto perdendo piacere campare. Ciao, che sta attesa mi fa più pazzi. Ciao, ma che state queste da me. Ciao, che ne faccio sta libertà. Ciao, se ricordo lo fanno asciugare. Ciao, si soltanto per sapere. Ciao, che non sono più niente con te. È rimasto solamente lo ciao, è bravo a andare